E allora, questa è un'edizione speciale del nostro Dopo il TG. Pensavamo di aver chiuso con la questione Covid-19, contagi e così via. Invece non è così. Vero Arcangelo? Saluto Arcangelo Badalati con me. Avevamo detto, beh, abbiamo chiuso, non se ne parla più. E invece dobbiamo tornare su questo argomento, Sì, purtroppo. buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud. Come sapete sono 9 i casi positivi a Cosenza, c'è un 10° caso a Rogliano. Si tratta di pazienti per fortuna asintomatici e che però fanno risalire, come dire, l'allarme, anche perché nel caso dei 9 cosentini, tra questi una bambina di 4 anni, sono, come dire, componenti di una comunità, tra l'altro molto rispettata, molto ben voluta, nella città dei Bruzzi, la comunità senegalese, ma pare abbiano partecipato, appunto inconsapevoli ovviamente, di essere affetti dal coronavirus anche ad una messa e ad una festa di compleanno. Quindi potrebbe, come dire, il quadro allargarsi ulteriormente. Speriamo che questa asintomaticità non produca ulteriori problemi, cioè non si trasformi in sintomaticità, e speriamo soprattutto che l'ottimo lavoro svolto dall'equipe dell'ASP di Cosenza, guidata da Mario Marino, ci consenta presto di circoscrivere la catena dei contagi e soprattutto di trovare il paziente zero, che ancora non abbiamo capito chi sia. Sicuramente cercheremo di saperne di più nel corso di questo nostro pomeriggio insieme. Intanto vorrei subito collegarmi con il primario del pronto soccorso di Cosenza, il dottor Midaritonno, che è collegato con noi perché poi c'è tanta gente al pronto soccorso e deve dare risposte ai cittadini che chiedono interventi. Ecco, dottor Midaritonno, andare in ospedale in questa fase significa anche, come dire, andarci in maniera protetta, perché l'emergenza Covid non è affatto terminata e la vicenda della bambina di 4 anni testimonia questo. È così, dottore? Ma io direi che sarebbe abbastanza limitativo parlare dell'entrare in pronto soccorso. Diciamo che basta aggirarsi per la città per rendersi conto di quella che è quello che è l'atteggiazione. C'è un totale o quasi totale senso di abbandono nei confronti di quello che è il problema Covid-19. Sembra quasi qualcosa accaduto 50 anni fa, ma in realtà fino a 20 giorni fa tutti quanti erano attaccati alla televisione ad ascoltare quelli che erano i bollettini che arrivavano dalle regioni del nord, per fortuna non dalla regione Calabria. Che cosa voglio dire? Voglio dire che al di là dell'episodio della piccola che ha girato in ospedale, che ha fatto una serie di visite qui in ospedale, il livello di attenzione della popolazione ritengo che debba essere ancora molto alto anche al bar, al ristorante, in pizzeria, all'ufficio postale, quando si è in coda al supermercato e via discorrendo. Perché proprio l'episodio della piccola Fatou che abbiamo avuto qui in ospedale ci deve far capire che cosa? Che esistono ancora tra di noi tante persone che sono totalmente asintomatiche, ma che potrebbero sicuramente essere, volendo fare un passo indietro nei secoli, quasi essere considerati, tra virgolette, degli untori, ok? Cioè persone in grado di diffondere il coronavirus. Quindi ritengo che sia indispensabile ancora da parte di tutti prestare estrema attenzione a quelle che erano le raccomandazioni che si facevano già a marzo, e cioè il distanziamento, la protezione, lavarsi le mani, disinfettarsi le mani, evitare assembramenti, eccetera, eccetera. Perché il problema non è completamente risolto. Bene, grazie. Rosalba Baldino con il direttore sanitario facente funzione dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Rosalba, sappiamo che poi il direttore ha altri impegni, quindi cerca tu, come sai fare, di strappare quante più informazioni è possibile.
Sì, siamo, lo dicevamo, in collegamento dall'azienda ospedaliera di Cosenza con il dottor Francesco Zinno, direttore sanitario facente funzione dell'ospedale dell'Annunziata e quindi dell'azienda ospedaliera. La buona notizia è che i sanitari che hanno avuto contatti con la bambina sono risultati tutti negativi al tampone. Il dottore Zinno ci diceva che sono circa 60, ma ancora sono in corso altri tamponi. Dottore Zinno, intanto facciamo il punto su questo e poi ancora la bambina, è lei la paziente zero? Allora, intanto buongiorno. Sulla questione dei sanitari sono in corso ancora ulteriori tamponi, perché è da sottolineare che un'organizzazione complessa come un ospedale è chiaro che incontra un paziente più volte nelle varie sue figure, quindi questo deve far mantenere l'allerta elevato, considerando che è necessario sottolineare che chiunque deve venire in ospedale solo se è necessario. Riguardo il fatto che la bambina sia la paziente zero, questo non è dato saperlo. È sicuramente la prima paziente che è stata individuata come positiva, fortunatamente asintomatica, per un motivo molto semplice, perché è stata la prima ad essere sottoposta a tampone, cosa che viene effettuata di routine nei pazienti che fanno accessi programmati in ospedale. Quindi sicuramente poi, come sarà stato o come sarà detto sicuramente nel corso della trasmissione, l'indagine epidemiologica non è facile. È un dato certo che le persone a lei vicine alla pazientina hanno sviluppato questa positività. Che poi lei sia una contagiata da un familiare o sia lei che abbia contagiato, questo è difficilissimo, credo, anzi sicuramente da sapere. Dottore, ricostruiamo anche la storia. La bimba doveva fare un intervento di routine, le tonsille, per far capire a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Che cosa è successo? Allora, tutti gli interventi, così si chiamano, di elezione, gli interventi programmati non urgenti, in questo caso una tonsillectomia, cosa relativamente frequente nei bambini, è stata sottoposta a quel percorso che si chiama preospedalizzazione, cioè tutti gli esami, tutte le valutazioni necessarie affinché potesse affrontare l'intervento in sicurezza, e in questo periodo, in relazione all'emergenza Covid, è necessario effettuare anche il tampone per valutare la negatività. Di conseguenza, nell'esecuzione degli esami, tra il tempo intercorso tra l'esecuzione degli esami e il tampone, si è evidenziata questa positività. È evidente che non si può fermare l'attività ospedaliera nell'attesa del tampone, seppur con risposte in tempi rapidissimi. Quindi nel percorso che la bambina ha fatto tra i prelievi, la radiografia, l'elettrocardiogramma e quant'altro, è venuta a contatto con numerose persone. Bisogna sottolineare un aspetto, e questo è evidenziato dalla negatività degli operatori, è che sia la bambina che gli operatori erano attrezzati, come avviene sempre, dai cosiddetti dispositivi di protezione individuale. Quindi questo in qualche modo deve ulteriormente spingerci ad utilizzarli al meglio, come diceva il dottor Mitaritonno prima, perché è un caposaldo. D'altro canto, così come evitiamo di andare al bar, in discoteca, al ristorante o quant'altro, quando non è strettamente necessario, e qui anche al pronto soccorso è fondamentale fare un riferimento, visto che c'è il direttore del pronto soccorso, quando non è strettamente necessario, così come non è strettamente necessario andare, banalizzo ovviamente, al ristorante, bisogna evitare di andare in ospedale. Lei sta dicendo che non bisogna abbassare la guardia? No, nella maniera più assoluta, la guardia deve essere sempre altissima. Fortunatamente si tratta di un gruppo di persone, anche una comunità in parte ristretta, seppur molto integrata con la città di Cosenza, quindi è abbastanza indifferente che l'origine fosse senegalese, sono dei cittadini cosentini in senso stretto. Però che cosa succede? Che all'interno del nucleo familiare probabilmente la guardia si è abbassata, ma questo lo incontriamo tutti i giorni, in qualunque posto andiamo, tantomeno lo si deve fare in ospedale. In ospedale però bisogna fare alcune altre attenzioni, bisogna trovare sempre un giusto equilibrio. Se è vero che per esempio durante il periodo di lockdown
al pronto soccorso gli accessi sono stati ridottissimi e quindi ci siamo ritrovati spesso poi a gestire patologie, non dico compromesse ma quasi. Oggi si è ritornato all'antico e questo bisogna che facciamo veramente molta attenzione, perché ritornando all'antico usufruendo di servizi in maniera indiscriminata si rischia veramente un pasticcio ed è un po' anche legato alla situazione dei pazienti, degli accompagnatori che permangono all'aperto e quant'altro. Questo sarebbe... Lo ribadiamo, l'ospedale resta chiuso per i parenti, per le famiglie, l'ospedale è aperto solo per chi in questo momento ha bisogno di cure. E questo non è una, fra virgolette, cattiveria, ma è una sicurezza per i ricoverati. Quindi seppur mi rendo conto che è difficilissimo permanere a lungo in attesa e quant'altro, in questo stiamo cercando di attrezzarci nei limiti della struttura di accogliere al meglio anche i familiari, però è obbligatorio e quando c'è un'attesa di un certo periodo all'aperto veramente la si deve vivere, pur capendo le difficoltà, come una sicurezza per i propri, perché in ospedale, soprattutto di malattie infettive, anche se il nostro ospedale, devo dire, è uno di quelli, sembra curioso ma lo garantisco, uno di quelli più premurosi riguardo alla prevenzione delle malattie infettive, in ospedale ci si può ammalare soprattutto delle malattie infettive che oggi si chiamano Covid ma domani si chiameranno in un altro modo, quindi questo credo sia fondamentale da sottolineare. Dottore, c'è stata molta apprensione dopo il caso della bimba positiva in ospedale? Ma c'è stata relativa apprensione, nel senso che sicuramente bisogna sempre aggiustare il tiro, lo stiamo aggiustando ulteriormente per cercare di ridurre al minimo i contatti con i pazienti di cui non abbiamo la certezza della negatività. L'apprensione è stata relativa nella misura in cui tutti hanno utilizzato i dispositivi di protezione individuale, quindi è chiaro che è umano, no? Sarebbe fuori luogo non avere il giusto timore e la consapevolezza, però l'apprensione sicuramente è più per l'eventuale focolaio all'aperto. Noi siamo attrezzati e devo dire che tutti i miei colleghi a qualunque livello, dai direttori agli aiuti, gli infermieri, ausiliari eccetera, sono assolutamente come dire, ligi a queste e facendo, come dire, osservando queste regole apparentemente rigide ma nemmeno troppo, proteggono se stessi ma soprattutto proteggono i pazienti. Dottore, bisogna sottolineare che le 9 persone risultate positive sono asintomatici. Assolutamente, sono tutti pazienti asintomatici e questo se da un lato sia la bambina che i familiari, se da un lato questo ci riempie tutto sommato di gioia, no? Perché è ovvio che sia così, ci deve però far scattare un campanello d'allarme ulteriore. Gli asintomatici contaminano. Gli asintomatici infettano, contagiano, quindi bisogna fare attenzione considerando in maniera positiva, attenzione, non vorrei, considerando tutti noi come possibili positivi. Questo con le dovute, come dire, modalità, no? Nessuno è un untore, nemmeno la bambina, qualora fosse stato il paziente zero di questo focolaio, è un untore, è positiva come sarebbe potuto succedere a tutti, così come ribadisco assolutamente non è legato alle origini della bambina che è cosentina tra l'altro, quindi bisogna veramente tenere alta la guardia, questo è il messaggio, noi potremmo parlare per giorni, però il messaggio focale, il must è quello che dobbiamo tenere la guardia alta e dobbiamo venire in ospedale quando è necessario. Quindi la responsabilità molte volte è soggettiva, no? Con le protezioni che ognuno di noi deve avere. Direttore, se non hai domande da studio ti restituisco la linea. Grazie, intanto ci sta ascoltando anche Ibrahim Diop, il grande Ibrahim Diop che è il mediatore culturale della comunità senegalese. Tra un attimo saremo da te. Arcangelo, mi pare che al collegamento c'è Anna Franchino nella sede del Dipartimento Prevenzione dell'ASP. Il dottor Marino forse ha qualche novità, lo introduciamo subito, Arcangelo. Sì, Mario Marino è, diciamo, il dirigente dell'ASP, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione che sta in prima linea con i suoi collaboratori. Ormai da mesi ci ha abituato ad avere notizie puntuali, precise, e questa equipe si è mossa con grande dimestichezza negli ultimi mesi, come ha fatto appunto nelle scorse ore in occasione dell'individuazione di 9
persone di origine africana e senegalesi che sono risultate positive al Covid, sebbene asintomatiche. Io direi di fargli qualche domanda, Attilio. Cominciamo dal pericolo che stiamo correndo. Sì, ma mi pare che abbia delle novità però, perché c'è Anna Franchino con lui. Anna, ci fai dire qualcosa da Marino? Sì, direttore, sono qui proprio in compagnia del dottor Marino, proprio nella sede, insomma, del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Cosenza. Insieme a noi c'è anche il dottor Sisto Milito, però insomma vi faccio sentire proprio dalle parole del dottore Marino quali sono le ultime novità, perché insomma ci sono due casi che stanno seguendo, non solo questo della famiglia della bambina di Cosenza, ma anche la vicenda che riguarda i migranti di Amantea, quindi proprio sentiamo dalle sue parole quello che sta accadendo. Buongiorno direttore e dottore Badolato. La questione è la seguente. In questo momento ad Amantea stanno trasferendo gli 11 migranti che erano rimasti negativi presso il centro Cara di Crotone. Questa è stata un'operazione voluta fortemente dalle istituzioni, in particolar modo dal prefetto di Cosenza, che ringraziamo per la sua sensibilità. Ma tutte le istituzioni, devo dire, direttore, che sono vicine a noi nell'adiuvarci in questa guerra per il riscontro dei focolai, che a Cosenza di cui a Cosenza c'è un focolaio molto preoccupante, nel senso che dobbiamo individuare ancora numerose persone che sono venute a contatto con la famiglia senegalese, e tutte quante le persone che sono state contattate fino a ora sono state quarantenate. Circa 40 tamponi sono stati fatti, di cui 20 ieri sono risultati di 8 positivi e 20 oggi, ma continueremo nei prossimi giorni allargando sempre di più la fascia, grazie anche all'intervento della questura, in particolar modo del signor questore, del dottore Lanzaro, che ci ha messo in contatto con i rappresentanti del mediatore culturale della comunità senegalese, con il quale stiamo studiando l'elenco che dovremmo aggiornare entro stasera e continuare i tamponi e quindi gli eventuali isolamenti. Ecco, Ibrahim, stanno cercando di individuare quel paziente zero, i pazienti zero, perché sappiamo che non è la bambina, insomma, il paziente zero da cui è partito questo focolaio. Probabilmente sono dei cittadini senegalesi che sono tornati dal Senegal e che abitualmente dimorano da noi, i primi giorni di luglio, che hanno eventualmente causato l'infezione. Quindi chiaramente è un'infezione che viene da fuori e non è autoctona, ma questo non vuol dire niente, nel senso che dobbiamo a questo punto tracciare quante più persone possibili per fare tampone e isolamento, quindi fare l'inchiesta epidemiologica, quindi tracciare, contact tracing, fare tamponi, isolamento, in maniera tale che noi riusciamo a controllare il focolaio entro breve tempo. Certamente ci saranno anche contatti extracomunità che sono stati già informati, messi in isolamento. Nei prossimi giorni proseguiremo anche con questi l'opera di esecuzione dei tamponi. Hai ascoltato? Tenuto conto sì. che grazie anche all'intervento della dottoressa Bettellini siamo riusciti in questi giorni ad attivare le USCA, quindi abbiamo potenziato la rete territoriale con una decina di infermieri e 5-6 medici in tutta la provincia. Possono essere pochi, possono essere molti, ma l'importante è che comunque ci siano e ci possano garantire quell'attività di base che è l'esecuzione dei test, che per noi è essenziale per poter contenere l'epidemia. Bene, Ibrahim, allora hai praticamente, come dire, quello che dice il dottor Marino è così. Poi Arcangelo prima parlava
della partecipazione ad un matrimonio, mi pare, no? E ad un'altra festa, ad un funerale, è così? Allora, quando abbiamo lavorato stamattina con la questura di Cosenza e l'ASP, abbiamo cercato di individuare i movimenti delle persone e dove ci sono stati dei assembramenti di persone per un motivo o per un altro. E abbiamo visto che in 2 occasioni, nella settimana scorsa, il 12 precisamente, proprio la bambina che è stata interessata positiva, ha festeggiato con la sua famiglia il suo compleanno di 4 anni. In quell'occasione la famiglia aveva invitato altre persone della nostra comunità. E poi la domenica successiva ci siamo ritrovati anche per una preghiera, una riunione di preghiera della nostra comunità. Nelle 2 occasioni la cosa che è positiva è che sono le stesse persone che sono state in entrambe le manifestazioni. Quindi non ci sono 2 tipi di gruppi da una parte e un altro gruppo da un'altra parte. Quindi è la stessa comunità che alcuni di noi si siamo ritrovati per il compleanno della bambina e le stesse persone si sono ritrovate anche la domenica successiva per una riunione di preghiera. Quindi è stata relativamente facile per me individuarle tutti, mettere a disposizione questo elenco all'ASP e li abbiamo rintracciati tutti. Al telefono stamattina ero lì e li ho chiamati, alcuni venivano da Rende, alcuni venivano da Cosenza e si sono sottoposti tutti al tampone. Quanti sono, Ibrahim? 12 persone. 12 persone avevano partecipato in entrambe le 2 manifestazioni e 8 sono venuti stamattina a fare il tampone. Arcangelo, prima della pubblicità. Sì, Ibrahim, bisogna stare attenti, ti saluto intanto, ti ringrazio per la tua partecipazione, bisogna stare attenti pure a non, come dire, lasciarsi andare, lo dico a noi, come dire, calabresi, a giudizi sciocchi, a valutazioni superficiali, a forme striscianti di razzismo. Quando si è in pericolo l'uomo dà il peggio di sé o il meglio di sé. Ecco, io credo che si debba dare il meglio di se stessi. In questo caso credo che la tua collaborazione sia, come dire, l'esempio dell'integrazione della tua comunità nella nostra comunità. Noi siamo un'unica comunità, quindi ti volevo anche chiedere se hai registrato in queste ore atteggiamenti per così dire scomposti. Orribili. Non così orribile, dei sbagli, dei errori ci sono stati. Per esempio ieri sera io ero fuori Cosenza quando ho sentito della bambina che era positiva, poi ho ricevuto delle chiamate e messaggi sul mio WhatsApp, tra cui un messaggio che mi diceva: guarda che hanno detto che tu sei positivo, io Ibrahim sono positivo al Covid, e hanno anche messo la mia foto sul Facebook. Quando ho controllato risultava che hanno confuso il mio viso con uno dei ragazzi, 4-5 ragazzi di cui qualcuno aveva postato la foto collegandola a un eventuale focolaio di Covid a Cosenza, gli immigrati, dicendo che gli immigrati africani sono positivi al Covid. Quindi qualcuno aveva confuso la mia immagine con uno di questi. Quindi questo è stato, però questo è stato anche il declic che mi ha fatto pensare che la cosa è veramente seria, e quindi ho cominciato a riprendere il mio telefono, a chiamare le persone e dire, perché quando ho saputo della bambina non sapevo chi fosse, non sapevo neanche se fosse un bambino africano. Poi ho visto che era africano e poi ho sentito che era anche senegalese, e quindi mi sono messa a chiamare le persone che conosco nella città, senegalesi, e sono arrivata alla famiglia a chi appartiene la bambina, e poi ai genitori, quindi le conosco, eccetera. E da lì è partito anche la possibilità di rintracciare tutte le persone che sono state in contatto. Quindi abbiamo parlato del compleanno, abbiamo parlato della riunione e ho cominciato a fare l'elenco. Stamattina, quando mi sono svegliato, come io a quella riunione meeting ci sono stato, quindi sono andato con mia moglie e i miei figli, siamo andati al laboratorio e abbiamo subito fatto il test, che poi verso le 11 è uscito negativo. E poi abbiamo fatto il tampone pure e tutte le altre persone sull'elenco. Però io volevo
in questa situazione anche, come mi avevi chiesto prima, se sono stati reazioni un po' scomposte. Ci sono stati reazioni veramente positive, belli, e io volevo ringraziare innanzitutto Terra Di Piero, Sergio Crocco per i messaggi di solidarietà, di vicinanza alla comunità senegalese, Cosenza Vecchia 1989, un gruppo di persone di Prendo Casa, Cosenza Minkata, Femminile Cosenza in Lotta, anni 80 Cosenza, Project AZD, Sparrow e Soccorso Speranza Onlus. Sono tutti gruppi, comunità cosentini che... Sì. Ibrahim, metti anche la nostra solidarietà, quella mia, di Arcangelo, Certo, della struttura, certo. di quanti operano e si muovono in questa città. Ti chiedo scusa, adesso andiamo alla pubblicità, torniamo tra poco. Va benissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Arcangelo, chiamiamo in causa Marino dopo le parole di Ibrahim Diop. Mi pare che comunque la comunità cosentina abbia risposto bene, c'è grande afflato, c'è grande attenzione. Voglio dire, la stragrande maggioranza dei cosentini hanno, come dire, innato spirito della propensione verso l'altro, una comunità accogliente. Del resto, Ibrahim, tu sei l'esempio di questa integrazione, no? Mi pare che su questo si possa dire tanto. Arcangelo. Sì, volevo dire, non solo i cosentini, i calabresi in generale, i senegalesi sono nostri fratelli, gli africani sono nostri fratelli, non sono altro da noi, questo è il primo punto. E questi hanno rilevato la loro, come dire, il loro contagio e stanno seguendo le norme precise. Lo stesso Ibrahim è un esempio, è andato a farsi il tampone, cioè non lasciamo far prevalere queste cose ancestrali. Abbiamo un esempio di situazione, quindi credo che si stia dando una buona immagine della nostra regione. D'altronde noi siamo una terra di emigrati, come facciamo a essere razzisti? Se noi siamo partiti per andare in mezzo mondo a trovare lavoro, ce la pigliamo con quelli che vengono nel nostro mondo per lavorare, sarebbe antistorico. Quindi volevo chiedere invece, mi sembra di capire che vanno fatti altri 12 tamponi, cioè sono 12 le persone individuate. Vogliamo chiederlo a Mario Marino? Dottore Badorato, sì, effettivamente noi stiamo ragionando su un po' di tamponi che abbiamo fatto tra ieri e oggi, considerato non soltanto la comunità ma altri tamponi più o meno vicini alla comunità stessa. Siamo arrivati a una quarantina e entro oggi sappiamo tutti i risultati. Ritornando al discorso della solidarietà, io non posso che non condividere quello che voi state dicendo, perché comunque siamo della stessa famiglia, tutti quanti. E lo dice uno che quando è stato in Francia ha provato grande emozione quando lavoravo vicino Orly, ogni mattina a vedere bambini di tutti i colori che si trovavano con le loro madri, i loro accompagnatori a scuola, e veramente in un crogiolo di colori che era emozionante. Ecco, questa è la parola giusta. Noi siamo nello stesso mondo, la nostra casa è il mondo e tutti quanti dobbiamo cooperare e collaborare per far sì che possiamo addivenire a una coabitazione, così come sta avvenendo a Cosenza, tra la comunità senegalese e la nostra cittadinanza. Detto questo, abbiamo il dovere di contenere questa infezione che non è da sottovalutare, perché non è conosciuta completamente dal punto di vista scientifico. Lo si può vedere attraverso tutti i dati che qualche volta si contraddicono, sulle modalità di diffusione, sulla resistenza nell'ambiente, sugli esiti che può provocare, sulla gravità della patologia respiratoria e via dicendo.
credo che sia opportuno, come giustamente avete già detto voi, che passi ancora di più e ancora con più forza l'idea che dobbiamo stare con cautela e con attenzione a convivere, perché è giusto anche dire una cosa, cari direttori, che non possiamo più effettuare lockdown come sono avvenuti nel recente passato. Noi dobbiamo convivere con il virus, conoscendolo sempre più e combattendolo con le armi che sappiamo, che in questo momento sono mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Un attimo solo, perché dovremmo avere in diretta da Roma il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto, il quale ha chiesto nei giorni scorsi al governo di attrezzare delle navi dove è possibile far svolgere la quarantena ai migranti che arrivano in Calabria. E così, onorevole, intanto la saluto, grazie per essere con noi. Caduta la linea. Avevamo preparato un attimo di pazienza, ma recuperiamo questo intervento. Arcangelo, no, ecco, ci siamo, forse ci siamo con onorevole Occhiuto, vediamo se riusciamo a vederlo. Noi ti vediamo perfettamente, onorevole. Allora, ripeto, questa richiesta formulata al governo di predisporre delle navi dove far svolgere la quarantena alle persone, ai migranti che arrivano in Calabria. Ha ottenuto risposte da parte del governo? Sì, il governo ha detto che sta facendo delle gare per trovare queste navi. Noi abbiamo ricordato che siccome queste gare stanno andando deserte, perché non è facile trovare armatori che mettano a disposizione delle navi per fare i controlli all'interno della nave, abbiamo ricordato al governo che ci sono delle norme del Cura Italia che prevedono la possibilità di requisire persino degli alberghi se c'è una condizione di emergenza, quindi anche delle unità navali. Cioè, guardi, io ho sentito a tratti, perché sono qui alla Camera, mi sono allontanato tra un intervento e l'altro. Cioè, il tema qui non è essere xenofobi o razzisti, peraltro chi conosce le mie posizioni, anche quelle di Forza Italia, sa che non possiamo essere tacciati di razzismo o di xenofobia. Diceva bene qualcuno, noi siamo un popolo di migranti, nel senso che abbiamo fatto l'emigrazione di altri paesi, no? Tanti italiani sono andati in altri paesi. Però quando gli italiani qualche mese fa e anche qualche settimana fa sono rimasti bloccati in altri paesi perché c'era l'emergenza Covid e non sono potuti tornare in Italia, o quando gli italiani non sono potuti partire verso altri paesi perché non li hanno fatti entrare, nessuno ha gridato al razzismo, alla xenofobia. Qui non si tratta di assumere delle posizioni contro i migranti. Qui si tratta di assumere posizioni a difesa della salute degli italiani, che hanno fatto tanti sacrifici. Abbiamo fatto il lockdown, abbiamo chiuso tutto e poi teniamo aperti i porti. Cioè, a noi non ci fanno partire verso paesi che vogliono contenere il contagio. C'è una lista di 13 paesi dai quali noi non accettiamo, appunto, noi come Italia non accettiamo passeggeri e voli. Mi spiegate perché non bisogna controllare gli sbarchi, soprattutto perché sono aumentati questi sbarchi. Abbiamo avuto, come sapete, 27-28 positivi presi a Roccella, 17 in Sicilia. Se continua così, queste regioni, quelle del sud, che sono rimaste preservate dal Covid. Niente, caduta la linea. No, ecco. Queste regioni che sono rimaste preservate al virus per impegno della provvidenza e non certamente per l'impegno del governo, perché ricorderete le polemiche quando non si aiutarono i presidenti delle regioni a controllare i confini di queste regioni, quando si fece la zona rossa nel nord del paese. Abbiamo qualche problema. Che mi stanno chiamando dall'aula, quindi arrivano delle telefonate. Dicevo, queste regioni che si sono salvate dal Covid, e ora vogliamo farle diventare protagoniste di nuove ondate di contagio perché non si controllano le nostre coste. Nessuno dice di non salvare i migranti, si salvano, si mettono sulle navi, si fa fare loro la quarantena, dopo i 15 giorni di quarantena chi è clandestino torna a casa sua
Chi non è clandestino, secondo gli accordi di Malta, dovrebbe essere mandato in qualche paese europeo, compreso l'Italia, voglio dire. Però la verità è che noi l'accordo di Malta non lo facciamo più. Si dice che si vogliono cambiare i decreti sicurezza, peraltro si dice mentre c'è l'emergenza, cioè diciamo che il paese è ancora in emergenza Covid, poi diciamo no, cambiamo i decreti sicurezza, così anche gli scafisti sanno che nel nostro paese ci sarà meno attenzione, meno sicurezza lungo le coste. E mi pare che questo sia l'ABC della politica. Potete anche cambiarli, ho detto ieri al governo, i decreti di sicurezza, ma cambiatelo dopo che passa l'emergenza. Cioè non ha senso che in una fase di emergenza noi riduciamo il livello di sicurezza lungo le nostre coste. Arcangelo. Sì, io divido in qualche maniera la necessità di tutelare i nostri territori, che sono, tra l'altro, erano usciti bene dal lockdown. Le regioni, la Calabria, tra l'altro, una delle regioni appunto più favorevolmente influenzata dalla lotta efficiente al coronavirus, cioè avevamo pochissimi contagiati rispetto al resto d'Italia. Mi spaventa un po', le devo dire, devo confessare all'onorevole Occhiuto, mi spaventa un po' questo fatto delle navi, cioè immagino io poi la gestione di questi sventurati. Io dicevo, sono quello che ha detto prima che i calabresi sono figli dell'emigrazione, quindi non possono essere razzisti. Un po' mi impressiona che di mettere questa gente su queste navi così messe in radar, poi chiusi là dentro, perché mi ricordo quello che successe ai croceristi, c'erano molti italiani lì, anche un calabrese, che rimasero bloccati durante la crociera in Giappone, alcune persone sono morte, cioè fa impressione. Certo, una soluzione obiettivamente va trovata, cioè questa gente va monitorata, insomma, quando arriva da noi, eccetera. Scusa, Sempre che la soluzione alternativa qual è? Siccome questa soluzione delle navi non è una soluzione che ci siamo inventati noi, è un protocollo, si fa così, tant'è che il governo ha fatto le gare per cercare le navi. Il problema è che le gare vanno deserte, quindi non c'è proprio la soluzione. Ma la soluzione alternativa qual è? Mandarli nei centri di accoglienza quando sono positivi per far diventare i centri di accoglienza come le RSA? Perché nei centri di accoglienza questi poveri uomini e donne che scappano dalla fame si trovano lì, se sono positivi, ad essere assistiti anche dai cittadini che poi vanno nelle loro case e come dire, allargano il focolaio di contagio. Quindi non è che le navi sono una cosa che ci siamo inventati noi. Le navi è un protocollo previsto per contenere il contagio, evitando che i centri di accoglienza diventino nuove RSA dove il contagio si diffonde anche sui territori. E il problema è che lo sa anche il governo, ma non riesce a farlo perché non trova le navi. Allora noi abbiamo detto, se questo è il protocollo, bisogna prendere delle navi, allora requisitele, perché la legge vi dà la possibilità di farlo. Prendete la nave della Marina Militare, se non volete requisirla, e la mettete lì con i medici, i sanitari, con tutte le garanzie necessarie che probabilmente questi sventurati avrebbero più sulla nave che non nei centri di accoglienza, dove trovano del personale anche spaventato dalla possibilità di poter contrarre il virus. Scusate per l'interruzione. Ibrahim. Certamente sia anche un nuovo ospedale della Marina Militare, questa potrebbe essere una scelta saggia, no? Ma era proprio, come dire, la sensazione, no, a distanza che io immaginavo. Pur tuttavia non credo ci siano in questo momento soluzioni alternative, perché poi si rischierebbe, se no, di fare in effetti una specie di campo di concentramento più allargato e trasformando i centri di accoglienza in strutture, come dire, indegne poi dal punto di vista umano e sociale. Per cui le navi possono essere una soluzione, vengono monitorati. In effetti il governo sta cercando disperatamente di trovare i mezzi navali, non riesce a trovarli. Mi sembra che su questa linea comunque, ecco, l'intero arco costituzionale, definiamolo con un termine antico, sia d'accordo. La mia era un'impressione così esterna, da osservatore, ma molto personale. È indubbio che non ci sono altre soluzioni in questo momento. Sì, direttore. Tu che pensi di questa questione delle navi? Allora, c'è un punto sul quale io non sono d'accordo con l'onorevole, perché quando lui dice tutti quelli che arrivano, che sono clandestini, devono andare in quarantena e poi dopo, se sono clandestini, devono essere rimandati a casa. Volevo ricordare che allora, clandestine e clandestinità sono le persone che non sono ancora i detentori di un permesso di soggiorno per stare in Italia, permesso regolare, quindi sono clandestini tutti.
quando arrivano hanno la possibilità di fare una richiesta di asilo, sono richiedenti asilo, quindi anche se fanno la quarantena, alla fine della quarantena, se sono positivi o se sono negativi, sono anche in diritto di fare questa richiesta di asilo. Poi ci sono altri criteri che sono valutati per poter sì o no, di meno o darle a loro la possibilità di stare in Italia in maniera regolare con un permesso di soggiorno, se sono riconosciuti rifugiati o con sussidiari o con permesso umanitario, eccetera. Però non è detto che tutti i clandestini poi dopo la quarantena devono essere rimandati a casa, questo non lo condivido. No, ha ragione, io volevo dire, quelli che non hanno titolo a rimanere in Europa, no? È giusto che vengano, perché cioè, noi non è che si può tollerare l'immigrazione illegale. Come lei sa, ci sono requisiti che danno la possibilità di aver concesso l'asilo e di poter stare in Europa non come clandestino, no? Ma regolarizzato. Allora tutti quelli che hanno titolo a starci, siccome noi siamo un popolo che dovrebbe valorizzare l'accoglienza perché la diversità è comunque ricchezza, ci stiano, però quelli che non hanno titolo a starci è normale che vadano. Esatto, ma questa è la prassi, questa è la prassi. Solo infatti. Il fatto di avere il titolo o meno è valutato da un'altra istanza, è valutata la commissione territoriale, non è valutato in base alla essere positivo o meno al Covid o al coronavirus, insomma, ecco, questo che volevo precisare. Poi ovviamente ci sono le istanze alla commissione territoriale, qui in Calabria ce n'è a Crotone e poi un'altra a Reggio Calabria, che valutano in base alla storia, alla provenienza, in base a storia di sofferenza, di persecuzione che hai subito, di valutare o meno la possibilità di stare in Italia dopo. Questo è un altro fatto che sta succedendo da anni e continuerà a succedere così. Ci sono regole che codificano questa prassi. Un'altra cosa è che la comunità senegalese, che adesso è coinvolta in questa vicenda da ieri a oggi, questa non è la comunità senegalese che è arrivata sui barconi, che nei centri di accoglienza, eccetera. È una comunità senegalese che è là da anni. Anche la famiglia dove è stata rintracciata la bambina positiva, quella famiglia non è anche andata in Senegal da 2 o 3 anni e non è andata in Senegal. Quindi sono persone che abitano in città, che hanno avuto contatto con una persona positiva qui in città. Quella persona positiva, come il direttore chiedeva prima, il paziente zero, eccetera, può essere sia una persona della nostra comunità, può essere anche una persona di un'altra comunità, quindi non sappiamo, questo lo valuteranno i specialisti nella materia. Grazie Ibrahim, grazie per essere stato con noi. Onorevole Occhiuto, andiamo a chiudere allora il collegamento, aspettiamo che il governo si determini in questa direzione, questa materia molto molto delicata e molto attenzionata dall'opinione pubblica, ma ho l'impressione che spesso questo governo non riesca ancora a mettere mano alle cose serie da fare in maniera rapida, ci vuole troppo tempo per prendere decisioni. Sì, io non vorrei fare la parte dell'oppositore a tutti i costi, però noto che è un governo che trova difficoltà a trovare la soluzione su questioni semplici, facili, su un problema di questa importanza come quello del contrasto all'immigrazione irregolare, perché ha ragione chi ha parlato prima di me, cioè nessuno si sogna di non accogliere gli immigrati che sfuggono dalle torture o dalla fame o dalla... ma l'immigrazione irregolare, quella va contrastata perché è la legge che ci impone di farlo. Ora, non sono riusciti a farlo nemmeno i governi precedenti, qualcuno ci è riuscito un po' di più, e non parlo solo di governi di centrodestra, perché anche Minniti, in qualche modo, da ministro di un governo di centrosinistra, ha ridotto gli sbarchi, nei governi di centrodestra erano ancora inferiori. Devo dire che quest'anno, nei primi 13 giorni di luglio, abbiamo avuto il triplo degli sbarchi che nell'intero mese di luglio c'è stato l'anno scorso. Quindi è una condizione in assoluto difficile da contrastare, ma è una condizione che oggi va contrastata con necessità, perché siamo in una situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid e si tratta di immigrati che provengono da paesi
dove è difficile il distanziamento sociale, dove non c'è un controllo così attento della popolazione, dei contagi. Non credo che in molti di questi paesi facciano i test sierologici o i tamponi con la frequenza con la quale li facciamo noi. Allora, proprio per evitare sostanzialmente un contagio di ritorno, che peraltro sarebbe il colpo esiziale definitivo sulla nostra economia, è per le ragioni che riguardano la salute degli italiani. Questo problema va affrontato con più decisione che in passato. Onestamente non scommetto sulla capacità del governo di farlo. Ad ottobre scorso fu fatto un accordo, quello di Malta, che diceva che gli immigrati salvati in mare dovevano essere ripartiti fra tutti i paesi europei. Di questo accordo non c'è più traccia, non viene più applicato. L'unica cosa che sa fare il governo è quello di dire cambiamo i decreti sicurezza. Guardi, io il decreto sicurezza pure all'opposizione l'ho votato, è il decreto che per intenderci rendeva meno facile, cioè come dire, che puniva le ONG che non facevano le cose per le quali le ONG sono nate, cioè che speculavano in qualche modo sull'immigrazione. Prevedeva per esempio che si potessero requisire le navi delle ONG che non rispettavano le regole e degli scafisti. Il decreto sicurezza, loro dicono al governo che vogliono cambiarlo. Io gli ho detto ieri durante il question time, è legittimo che un governo di colore diverso voglia cambiare quelle norme, ma non ditelo mentre c'è l'emergenza sanitaria, perché così se lo dite ora convincete anche gli scafisti che il livello di sicurezza per noi non è più così importante come prima. Ditelo quando avremo attraversato questo passaggio stretto, diciamo, dell'emergenza sanitaria. Cambiatelo dopo, però ora, come dire, discutere su questo tema nel senso opposto a quello che si dovrebbe fare, credo che faccia soltanto aumentare il numero degli sbarchi, e così sta succedendo da qualche giorno in verità. Grazie onorevole Chiuto per essere stato con noi, grazie. Grazie, buon lavoro. Arcangelo, Grazie. facciamo l'ultima domanda a Mario Marino, torniamo sulla vicenda del contagio del focolaio cosentino. Dottore Marino, la domanda è questa, perché Ibrahim ha lasciato intendere che potrebbe non trattarsi l'inizio del contagio come riconducibile alla comunità senegalese, cioè entro quando capiremo da dove è partito il contagio della bambina e quindi dei suoi familiari. E lei diceva all'inizio un contagio importato perché ha dei dati in questa direzione, parlava di persone arrivate all'inizio di luglio. Ci spiega meglio questo? Stiamo valutando la veridicità delle fonti, dopodiché potremmo, se è vero quello che è stato riferito stamattina, verità che viene fuori anche dai riscontri delle inchieste epidemiologiche, dell'effettuazione dei test, noi possiamo dire con una certa sicurezza che si tratti di un virus importato, ma questo nei fatti, voglio dire, no? Tutti gli episodi che riguardano i focolai epidemici della nostra provincia sono dovuti a importazione del virus da parte di altre regioni, cioè non è niente di particolarmente nuovo rispetto a sta cosa. Per ricordare i primi casi nella zona ionica dovuti a soggetti che sono rientrati, il primo caso che è venuto da Codogno, cioè voglio dire, è chiaro che sono importati. Ora, più rapidamente e più estesamente riusciamo a fare un'opera di approfondimento del caso, più riusciamo a essere incisivi nel limitarlo. Noi questo faremo nei prossimi giorni, spero di darvi buone notizie già fra 2 o 3 giorni. Credo che siamo sulla strada giusta, perché la collaborazione con il mediatore Ibrahim, che è stato veramente molto bravo stamattina, e con le istituzioni ci può dare veramente una grossa mano d'aiuto. Vorrei ricordare anche che il sindaco si è messo a disposizione, quindi questo è un fatto importante. Infatti i vigili stanno per andare insieme ai miei
presso il condominio dove ci sono alcune famiglie, per identificare tutti quelli del condominio e per poter fare i tamponi. Bene, grazie dottor Marino, grazie ad Anna Franchino e a Francesco Camposani per il collegamento dalla sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Sappiamo che il dottor Marino adesso è impegnato con una riunione in programma in prefettura. Dovremmo tra un attimo collegarci anche col professor Barberio, perché vorremmo parlare di questa notizia che alberga oggi sulle prime pagine dei giornali, riferimento a come combattere il coronavirus. Ti vedo, professore. Attilio, io devo intanto... Sì, intanto saluto Arcangelo perché è stato con noi ospite. Allora, grazie. Adesso mandiamo un po' di pubblicità, poi con Riccardo Barberio andiamo a raccontarvi questa soluzione, immaginiamo possa essere questa, per combattere il coronavirus. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, mi collegate col professor Riccardo Barberi per favore un attimo? Ecco qui, ti vedo in perfetta forma, professore. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Allora, parla tu di questa notizia, riferiscila tu ai nostri telespettatori, per coloro i quali non abbiano avuto modo di leggerla, che c'è stamattina su tutti i quotidiani nazionali. Dato che siamo bombardati da notizie negative, tra cui quello che succede nel resto del mondo rispetto a questa pandemia, mi ha fatto piacere leggere invece una notizia che dà un po' di speranza, in particolare il fatto che un gruppo di ricerca italiano, in particolare dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione col Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e Trapianti dell'Università di Milano, ha riconosciuto il potere antivirale dei raggi ultravioletti contro il virus SARS-CoV-2, quindi il virus che è responsabile della malattia del Covid-19. Ora, per chi sa quali sono le proprietà dei raggi ultravioletti, la cosa non è poi così straordinaria. Si sa che i raggi ultravioletti, soprattutto quelli più energetici, hanno un'azione antibatterica e antivirale. Tant'è vero che esistono delle lampade, come quelle che si usano negli acquari, che servono appunto a svolgere questa funzione anche a livello casalingo. La cosa molto importante di questo articolo, però, è che i ricercatori hanno misurato la dose necessaria per poter disattivare il virus, per renderlo inattivo, e questa dose è risultata molto bassa. E questo è molto importante perché vuol dire che normali lampade che vengono usate appunto a scopo antivirale e antibatterico possono essere utilizzate in maniera molto efficace per sanificare degli ambienti anche grandi, come per esempio, non so, dei locali pubblici o le aule di una scuola, perché è sufficiente esporre le superfici che si vogliono disinfettare, che si vogliono liberare dal SARS-CoV-2 a lampade di uso normale ad ultravioletti per pochi secondi, quindi il tempo è veramente estremamente ridotto. D'altronde c'era già uno studio del laboratorio di biodifesa del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che aveva misurato la capacità antivirale rispetto al SARS-CoV-2 della luce ultravioletta che è contenuta nei raggi solari. In quel caso aveva trovato che era necessaria un'esposizione di qualche minuto. Ecco, la differenza probabilmente è questa. Ora i ricercatori italiani stanno anche lavorando sugli UV che sono presenti nella luce solare, che sono soprattutto UV di tipo A e in piccola parte di tipo B. Questo articolo, che ha fatto tanto parlare di sé oggi, è invece un articolo che riguarda gli UVC,
che sono dei raggi ultravioletti utilizzati appunto a scopo antivirale e antibatterico, che sono anche emessi dal Sole, ma che non arrivano naturalmente sulla superficie terrestre, per fortuna, perché sarebbero dannosi per noi. Non arrivano sulla superficie terrestre perché sono fermati dall'atmosfera e in particolare dallo strato di ozono che ci protegge da questo punto di vista. Ovviamente i raggi ultravioletti sono una radiazione comunque abbastanza pericolosa, tant'è vero che tutti noi sappiamo che non dobbiamo esporci troppo tempo al sole perché rischiamo danni anche gravi, nonostante al sole sostanzialmente noi riceviamo UVA e un pochino di UVB, che sono radiazioni meno energetiche rispetto agli UVC che sono stati utilizzati per disattivare il SARS-CoV-2. Quindi stiamo attenti, diciamo, che di questo tipo di approccio è un approccio molto importante per sanificare oggetti e locali, ma non è un approccio che deve essere utilizzato per esempio direttamente sulla pelle delle persone o ancora peggio sugli occhi, perché potrebbe essere invece estremamente dannoso. Quindi abbiamo trovato un metodo, è stato verificato che il metodo di disinfezione tramite UVC è estremamente efficace. Ora, poiché le lampade UVC sono lampade di larga diffusione, questo vuol dire che uno dei problemi più importanti, che era quello appunto di disinfettare i locali quando vengono frequentati da persone, diciamo, può essere risolto in maniera efficace, economica e anche abbastanza semplice. Ovviamente i giornali hanno anche parlato del fatto che siamo in estate, quindi c'è più sole, ci sono più ultravioletti, almeno noi ci esponiamo di più agli ultravioletti, e questo è vero. Dobbiamo stare però attenti a non confondere, come ho letto su qualche articolo, l'esposizione al sole con il caldo. Cioè non è il caldo che disattiva il virus, ma l'esposizione diretta alla luce solare, con tempi che però non sono quelli riportati nell'articolo, cioè di qualche secondo, ma dell'ordine di qualche minuto. Il che vuol dire che se gli oggetti esposti alla luce diretta solare, non solo al calore estivo, vengono automaticamente disinfettati dal sole stesso. E anche questa è una buona notizia, quantomeno per chi vuole andare al mare o in montagna e vuole frequentare, diciamo, luoghi aperti esposti alla radiazione solare, cosa che ci piace fare tipicamente nel periodo estivo. L'esposizione al sole, diciamo, in qualche modo, no, ci aiuta, ci protegge, perché siamo in chiusura, una battuta velocissima. Guarda, ci protegge nel senso che i ricercatori hanno trovato che i raggi ultravioletti disattivano la carica virale nelle goccioline di acqua, quindi quando il virus è nelle goccioline d'acqua, che è proprio quello che viene emesso con lo starnuto parlando da persone infette, ed è tramite queste goccioline di saliva che vanno nell'aria che si infettano le altre persone. Ora, poiché i raggi ultravioletti hanno questa azione così efficace, questo vuol dire che le goccioline di saliva infetta in presenza di radiazione solare diretta sicuramente sono molto meno efficaci e probabilmente, mantenendo le distanze corrette tra le persone, non dovrebbero permettere, grazie alla disattivazione per gli UV solari nelle goccioline, non dovrebbe, la contaminazione di altre persone dovrebbe essere molto molto limitata, e questa è un'altra buona notizia. Quindi, col passare del tempo la ricerca va avanti e ci mette a disposizione altre armi per combattere questo maledetto virus. Segno evidente che, insomma, la comunità scientifica si muove in fermento per trovare una soluzione. Che non è solo quella magari del vaccino, che poi è la più semplice, ma strade che possono, attraverso le quali si possono ottenere gli stessi effetti, no? Sì, noi più strumenti abbiamo e meglio si controlla, diciamo, questa situazione. Sicuramente la definizione del tempo necessario
alla disinfezione da SARS-CoV-2 tramite UVC, cioè lampade antibatteriche tradizionali, è un risultato molto importante, anche perché dà tempi di esposizione molto bassi, dell'ordine dei secondi, il che vuol dire che sono delle operazioni che si possono fare efficacemente per disinfettare però spazi chiusi sostanzialmente e non direttamente le persone, ovviamente. Grazie Riccardo Barberi per essere stato con noi, come al solito chiaro, lineare, insomma con un linguaggio che arriva a tutti, e questa la televisione deve utilizzare questo tipi di messaggi. Grazie, veramente un modo per ringraziarti perché sei sempre così cortese e così gentile. Noi chiudiamo qui, grazie, questa è una puntata speciale di Dopo il TG che adesso va in ferie, speriamo, a meno che non ci siano cose straordinarie che meritano di essere raccontate. Grazie, arrivederci. Chissà terra brucia come un sole ad agosto la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto, e quando guardo il cielo è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci sono posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passassa, ero cancellassa. Chissà terra nostra balla tarantella, o si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla, tante volte cose brutte, di una terra abbandonata e di anime distrutte. Eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra balla tarantella, o si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e sa asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Sera su di pini, a ciopè a ti fa bagno, scendi su tari bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline. Chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine. Chissà terra nostra balla
chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore in mare, o si stenna alla spiaggia e s'asciutta con sole, chissà terra nostra è verde come la speranza, quanta gente in sparra e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.